Sindaco, il 17 luglio sarà l'anniversario, il primo anniversario della scomparsa del grande Andrea Camilleri. Ecco, Agrigento è la prima città che gli dedica un momento importante di ricordo con una bella statua. Ma mettiamo, diciamo le cose per come sono. In realtà tante città italiane, e questo è passato sotto silenzio, hanno già intestato degli istituti scolastici proprio ad Andrea Camilleri. Agrigento compie un segno nei confronti di questo cittadino, che non è solo un cittadino onorario, un cittadino che con Agrigento ha avuto una lunga consuetudine, è qui che ha frequentato il liceo Empedocle, è qui lo spazio in cui lui racconta di tanta esperienza della sua vita giovanile. Quindi Agrigento è quel punto in cui lui scrive davanti il liceo Empedocle, dietro il liceo Empedocle più che altro, a San Francesco gli viene che lampido di genio di individuare la sua vigata letteraria per come lui ha scritto, cioè Agrigento, Porta Empedocle, il suo punto d'origine, e la vigata è un po' Porta Empedocle ma tutti i suoi dintorni, Agrigento e di più. Lui racconta: vedevo arrivare con le pintaiote questi studenti che arrivavano da Aragona, da Racalmuto, da tante parti della provincia, e legandomi a questa esperienza di intorno geografico che ho voluto, da lì lui dice è figliata Vigata, l'idea di Vigata. E noi quindi nel pensare alla collocazione di questa statua abbiamo proprio pensato quell'area lì, e nel bel mezzo della via Atenea verrà questa statua realista con lui seduto a un tavolo, che è una immagine familiare di Andrea Camilleri, lui seduto al tavolo che beve una birra con gli arancini immancabili e che firma libri, firma i suoi libri. Credo che sia un bel momento per ricordarci di questo scrittore che, con buona pace di tanti, è stato un po' un caso letterario di cui continua ancora a raccontarsi l'esito di questo caso letterario, perché i scrittori che siano stati tradotti in tutte queste lingue come Andrea Camilleri, credo di poter dire che nel globo ne circolano pochi, e quell'idea che lui ha messo in piedi, che va oltre la pagina scritta, per rappresentare che cosa? Per rappresentare la nostra terra di Sicilia, ma soprattutto l'agrigentinità, con la sua cucina, con i suoi sapori, con le nostre contraddizioni. Io credo che sia un buon tributo che Agrigento rende a questo suo figlio illustre. Ricordiamo, ecco, chi è il donatore? Chi è che si fa carico, diciamo, di tutta la spesa? Devo ringraziarli, perché quando un anno fa noi pensammo, qualche settimana dopo che lui se n'era andato, pensammo a realizzare questa operazione per la nostra città di Agrigento. Il comune era e continuava a essere una situazione finanziaria drammatica, quindi ringraziamo i donatori che hanno voluto tenere 3 passi indietro rispetto a questa iniziativa. Lo hanno fatto con un grande gesto di generosità nei confronti della città, però lì complice è stato il fatto che abbiamo trovato una coppia che hanno un'attività ad Agrigento, benché non siano agrigentini, che sono degli estimatori formidabili di Andrea Camilleri, lo sono stati in corso di vita e tante volte ci siamo trovati a parlarne. Andrea stesso è stato ospite di quella struttura in occasione dei suoi 80 anni, perché lì celebrammo un pranzo insieme, diciamo, agli ospiti, e mi piace poter pensare che questi gesti di generosità nei confronti della città, che adesso celebriamo con questa donazione, ma diciamocelo con franchezza, ce ne sono stati tanti in questi anni, anche di minore valore, però sono gesti importantissimi, cioè quel protagonismo civico che ci ha fatto fare tante cose in una città che soldi non ne ha avuti neanche per tappare le buche, eppure di cose ne abbiamo realizzate grazie all'intervento di privati che hanno avuto uno slancio, e questo è uno di quei casi. Volevo avvisarvi che io dal 17 luglio mi piazzo ad Agrigento e non mi muovo più.